Allora, nome e cognome, così una piccola mostrazione, cosa lavora, come, con quanti api, in cinque parole. Ok, vai. Allora, ciao, io sono Salvatore Zigliani, sono un apicoltore professionista italiano di Piacenza, sono il presidente dell'AIAR, che è l'Associazione Italiana Allevatori Api Regine. È l'associazione che raccoglie tutti gli allevatori di api regine italiane che credono nell'importanza di lavorare con le api italiane. È un'associazione che ha un posto nella CTC, Commissione Tecnica Centrale dell'Albo Ministeriale degli Allevatori di Api Italiane, e siede anche al tavolo del Ministero dell'Agricoltura, quello che in Italia adesso si chiama MASAF. Facciamo sia attività quindi di lobby di settore, ma anche e soprattutto formazione e divulgazione per accrescere le competenze tecniche dei nostri apicoltori. La mia azienda si trova a Piacenza, in realtà sono due, c'è una società agricola che porto avanti con una socia che fa solamente miele e porta avanti circa 500 alveari a miele più qualche sciame, e poi con la mia compagna porto avanti un allevamento di regine che vede la messa in campo di 500 nuclei di fecondazione. Produciamo un discreto numero di regine che vanno per un 30% alla società agricola per la formazione di nuclei o il cambio delle regine nei 500 alveari a miele, e in parte vengono venduti. Grazie alla collaborazione con l'associazione territoriale di Piacenza, che si chiama APAP, e a due tecnici dell'associazione, è da 4 anni che abbiamo una stazione isolata a più di 1000 metri di quota, dove possiamo accoppiare le future madri, le future api regine madri, con dei fuchi che abbiamo scelto noi. E siamo molto soddisfatti di questo lavoro, perché in un areale come quello di pianura ci sono troppe api in giro per portare avanti una selezione genetica molto veloce e efficiente. Quindi l'utilizzo della stazione isolata ci è molto utile. Ed è bello perché si è creata anche una rete, e quest'anno, per il primo anno, nella stazione anche altri apicoltori e soci AIAR potranno portare le loro regine a fecondarsi, grazie anche ai contributi della regione Emilia-Romagna, che ha messo dei contributi per pagare il personale che porterà le regine a fecondare. Grazie. Grazie. Si vede. Allora decidiamo subito col capo per mangiare, no? Ma nisu parla. Vidite che c'è questo. Anche il pubblico era Plastičnih i svašta ide. ovo dobro struja kad se govori. Kaže da imamo ovdje neki ručak, da možemo ručati, da nije skupo, neki 14-15 eura. Darko? I sad, jesmo li mi da tu ručamo kad domaćemo ulicu? Prvi čas.
No, faccio per me e per vendere. Per me faccio 1000 regine più o meno. Za sebe radi oko 1000, a quanto per vendere? 2000. Znači oko 3000 radi matica godišnje. 1000 za sebe, quanti ti ha per miele, quante tutte? Per miele sono circa 500. Oko 500 zajednica ima za med. Da, 500 zajednica, to ćemo svi. 500 zajednica ima za med, a per coprire come fai, come lavori. Vediamo lì in laboratorio e dopo vediamo tutto il processo come. Sì, ma è molto semplice il processo. Non cominciamo? Non so, dimmi tu. No, va bene, dopo parliamo qualche cosa per malattie e qualcos'altro, come medicamenti, cosa avete qui, cosa facciate. Ok. Va bene. Rekao sam mu da ćemo obići malo laboratorij i to, da nam točno kaže kako radi njegov taj način rada, što on kako radi. I kasnije da nam nešto malo kaže način o bolestima koje ima i što je najgore i na koji način rješavaju po tom. Dobro, da vi to i nama najbitnije kako radi matica, šta radi i to. Matice su nam Kroz laboratorij. Dobro, to ćemo. Allora andiamo, facciamo il giro, vediamo il laboratorio, dopo spiega tutto il processo. Sì, è una cosa molto semplice. Parla un po' italiano? Traduci tu allora. No, spiegaglielo che io vendo tutto nei fusti, all'ingrosso. Cosa? Io vendo il miele, lo vendo qui dentro, nei bidoni, è un'apicoltura che fa solo praticamente in grosso. Samo da prodaje med na veliko. Da, na količine veće. Koja cijena? Come prezzo al grosso? Però no, vendiamo Allora, noi qui. mille fiori vai dai 3,80 ai 4,80. Da, od 3,80 do 4,80 eura. La caccia 8 Akacija 8 eura na veliko. e castagno tiglio 5,5 6. Kesten i lipa 5,6. Più o meno. Come akacija 8? Caccia 8. Però io la vendo a 11. Perché la caccia io la vendo a 11 perché la vendo nei secchi da 25 kg. Sì. Da nek to naprave samo bagrama. Metà dei miei clienti Da pakira è in grosso. po 25 kg ove plastične kante po 25 kg. Metà è in grosso, metà sono altri apicoltori che comprano il miele e lo rivendono. Da i neki drugi pčelari dođu kod njega, otkupe od njega i onda prodaju na malo. Ok? E quindi ho diversificato così. Non faccio i vasi Ne stavlja u naše staklenke. perché a miele siamo io e la mia socia con un operaio. Da on, njegova supruga i jedan radnik rade, održavaju cijelo ovo. Operaio part-time. Cioè, le regine siamo io e mia moglie, ma mia moglie ha anche un altro lavoro, quindi Io capisco. non possiamo fare il dettaglio perché il tempo è... Parte al maggio, fine giugno. poi non riesci più a Dakle, oni lavorare. supruga rade on u međuvremenu zajedno sa tim radnikom, a oni supruga isključivo rade i kad presađuju i dalje, samo oni supruga rade za matice. Ok. Adesso vediamo il laboratorio che è molto Semplice. basico e semplice. Vabbè. Cioè niente di... Che oggi in Italia la parola d'ordine è risparmiare. Perché diglielo, facciamo niente. Metà rispetto a 10-15 anni fa, ma metà dei figli. Cioè, proprio... Io fino a 10 anni fa facevo 90 kg alveare, miele, 90 kg. Adesso sono 40. Da je u zadnje vrijeme isto kao i kod nas. U zadnje vrijeme ima puno manje ima prihoda nego što je rekao
prije je radio po 90 kg da napraviti požariti, sad radi u 40-50 kg. Colpa del cambiamento climatico. Svi dipende, ma zavisi klimatski uvjeti koji je isto koliko kod nas. E l'agricoltura che in pianura è sempre più industriale, quindi c'è mais da biogas, tutte cose che non fanno miele. Tu kažu da ima jako puno kukuruza, pšenice i svega skupa, tako da imaju jako razvijene poljoprivreda i monokultura. I onda je problem tu unutar svega toga. Meda je meda. Dobar med napravljen. Ima je nešto što ima, ja sam vidio, vidjeli ste i vi. Ima prugu, ima akacija, vamo po ovim brdima nešto ima više akacija. In molte regioni si faceva tantissimo miele di girasole. Suncokretovog ulja, suncokretovog meda ima jako puno tu, jer rade uglavnom suncokret girasola, suncokret i allora altro, quella verde, avete tante, per fare l'olio. Sì. Per fare olio? Sì. Verde, la colza, anche colza fino a 10 anni fa tanto miele, oggi Niente. poco miele, molto polline e api arrabbiate. Da, isto tako prstanja i ovo uljene repice i svega. I onda i nervozne, normalno su nervozne i nema toliko meda koliko je prije. Però la colza per me, che sono al nord Italia, noi facciamo a caccia, no? Quindi per noi la colza è sempre stato un problema, perché le api spingono troppo e poi loro celle reali, sciamature, è un problema la colza. Però il girasole non fa più miele, No? no, perché le nuove varietà sono state selezionate e non hanno guardato Zadnje se vrijeme potevano da na mettere. suncokretu isto kao i kod nas. Kod nas još uvijek ima, gore Slavonija i to, ali sve više uvoze ove hibridne biljke, hibridna sjemena i problema je, nema toliko meda, ne stignu toliko meda napraviti koliko se nekad napravilo po hektaru. Ok? Ne mede. Allora, vediamo il laboratorio molto To je isto semplice. kao i ovo. Ko lavanda. Od kad su hibridne više nema meda, a prirodne je malo. Mislim ove. Molto semplicemente arriva il miele nella parte di là, sui pallet, Sì, certo. poi li porto di qui, qui c'è il banco, facciamo a mano perché lo vogliamo fare a mano per un discorso anche di qualità, smieliamo, ok? Il torchio per la cera, Sempre. dopo per pressare la cera facciamo per separarlo. Radi preko ovoga, ipak rade na ruku, ne rade na strojno, na ruku ide, očisti i odmah ubacuje u ovu prešu, gdje preša van, ostatak ide tu u Digli che è tutto sporco perché io lavo quando inizio a lavorare, perché tanto poi si dovrei lavare ancora. Quanti rami sono? 45, 45. Ok. però misura di B, da Dan Blanc. No, avevamo anche, non tanto, ma Allora, il problema più grande che abbiamo con il miele oggi è che è molto umido. da danas mislim općenito govori, generalno u zadnje vrijeme je veliki problem, ne stignu toliko odlažiti med. Velika vlaga. Zato mu služi odlaživač. 10 anni fa la caccia era asciutta, oggi devo asciugare anche il miele di acacia. I koliko ga ne može skinuti na Come normalità da uomo? Allora, non c'è la 17, normalità. 18, no? Come? Il miele di qualità è sotto il 18. Certo, questo è normale. Io cerco 17. On da spušta na 17 stupnjeva. Na 17 stupnjeva, 17%. Ok. Lapsus lingue.
come si asciuga il miele? Dipende. Allora, in Italia grandi apicolture che hanno tanti alveari e soprattutto hanno il capannone grande, diglielo perché io ho poco spazio, il capannone grande asciugano il miele prima di smielare. Ovi koji imaju u velikim kapanonima, u velikim, kako da kažem, kapanone, to su duge 20-30 metara široki i tako dalje. Tako je, hale, velike hale, tako. Dakle, prije nego što ide, oni ga već unutra sa ovima odvlažuju. Io che faccio 15-20 tonnellate di miele, deumidifico dopo la smielatura. On, nakon što izvrsa, on ide 15-20 kanti odjednom, ide na odvlaživanje. Znači, po 200-300 kg. Col deumidificatore a dischi, I certo. ok? Perché mi risulta più facile. Sì, da, capisco. Za njemu ovo su puno bolji rezultati nego ovo što... Industrijski odvlaživač u halu. Molim? Nego što se odvlaživa industrijski odvlaživač u halu. Da, u halama šta ima. I on kaže da po njemu on radi taj sistem i da mu je puno kvalitetnije takav način nego ono veća investicija, veći trošak i sve zajedno. Da miješa to. Da, to Miješa ga i grije. Dopo la smielatura il miele va nei maturatori, quelli da 400 kg, Sì, certo. però ne ho per 8 tonnellate. Dopo, quando sono pieni, inizio e metto nei secchi o nei bidoni. Ok, on pusti da se staloži u ovome, kad se on staloži, kad se podigne, znamo šta se digne gore, što ostane, onda ih prebace u ovakve veće od 25 kg i ove, šta je, 25 i manje, već prema podrobama. I onda ono što je rekao u početku, onda prodaje distribuzione fai con tu che arrivano a comprare con questi con 20-25 kg. Sì, o se no anche i fusti da 300 kg. A ove vani što ima, isto tako, oni koji kupuju na veliko, onda odjednom uzimaju 300-400 kg. Marko, pitaj ga. Quest'anno 4, scusa. Diži li mu HMF ovaj odlaživač pošto se grije med? Koliko? Diži li HMF? Qui è altra temperatura, HMF, cosa arriva? Avete Ho fatto le prove, no, L'ho fatto allora, prova. io ho fatto prova col miele di tiglio. Sì? Prima di asciugarlo, Napravio je probu sa lipom, sa medovom lipom. prima di asciugarlo, Da prije nego što odlaže, appena è uscito, da? ho preso il campione, prima, il campione appena uscito, poi ho preso il campione anche dopo 10 giorni dal fusto, perché nel fusto rimane caldo, quello grosso, rimane Napravio caldo. je sa prvi koji je prvo odlaživanje kad imao je napravio šampionat. I poslije opet kad ga je ubacio u veliku bačvu, kad ga je opet na pipo točio, ista kvaliteta, isto tako imao šampionski med. HMF era ok. Per me fa ok. Ok, non era aumentato tanto, perché questo scalda a 45 gradi per poco tempo. Da, 45 stupnjeva, ali u kratkom vremenu je rekao. Però U kratkom vremenu. è un problema HMF. Con l'associazione di Piacenza facciamo sempre i campioni Sì? e purtroppo è già 2 anni che il millefiori estivo ha l'HMF di 7-8, che è tanto appena smelato. U zadnje vrijeme tu u Piacenzi da su imali sa HMF-om 7-8, to je dosta, i ti medovi, multiflorni, da su pobjeđivali, bez obzira što ima... Da, Perché? E noi ci siamo chiesti perché. Perché io sono anche presidente di un'associazione nazionale, quindi... Onda on je predsjednik asocijacione proizvođača matica i toga, i tako da može govoriti sa... Perché? Primo problema. Prima facevamo tanto miele, quindi mettevi il melario, stava su 2 settimane, 1 mese, poi toglievi. Adesso fai poco miele, il melario resta su 2 mesi in estate, prende caldo. Secondo problema, quando fa molto caldo le api vanno sotto e il melario rimane caldo. Terzo problema, l'acido formico. È stato visto scientificamente che l'acidità va a aumentare l'HMF. Hai capito? Da,
Prvi problem govori da mu pčele kad je toplo idu dole. No, idu dole i onda automatski ne stignu skidat ovo. Drugi problem, ako je hladno, da se dižu gore, dole da ostane i opet ne stigne pokret. I onda je definitivno, što je rekao na kraju, definitivno je da smo sada u poziciji, s obzirom na sve te okolnosti, jedino preko njega da možemo onda raditi. Nekad to da uopće nije bilo potrebe toliko raditi. A osim toga je rekao, prvo, dok je bilo puno više meda, puno više je, puno bolji uvjeti i lakše je plasirao i išlo je i, kako bi on rekao da je moglo daleko lakše to sve skupa plasirati i rješavati. I sad uz svu pomoć svega ovoga opet su problemi jer nema dovoljno količina meda da donesu i da izventiliraju i pokriju. Tako Ako je toplo, one idu dole i onda ne ventiliraju. Ne ventiliraju. Tako je, nema dovoljno količina meda da može pokriti. Koliko ima prije proizvodnje meda, koliko sada otprilike? Adesso volevo sentire una question. Prima 7-8 anni, quando il prodotto in base, con stesso i numeri, Sì. e come adesso? Come differenza? Di HMF? No, di tutto, come miele, produzione di miele. Prima 5-6 anni, 7 anni, più o meno. 10. 10 anni. Sì. Io con un nomadismo, uno spostamento, cioè le api ferme, uno spostamento solo fare il tiglio in città, Sì. perché il tiglio non di bosco, di città. Poi tornare indietro. U gradu gdje ima puno lipe i toga. Jedna paša. 10 anni fa ero da solo e avevo 250 alveari e facevo 90 kg ad alveare. 250 ih ima, po 90 kg je znao napraviti po jednoj zajednici. Da. Adesso I to u siamo, gradu gdje su lipe, gdje je puno lipe i svega toga, na lipi gore. Ne? adesso siamo a 40-50 kg d'alveare. Sad ono što je rekao u pola, što sam prije rekao u uvodnom dijelu, znači radi oko 40 do 50, stigne na istim pozicijama, na istom u odnosu na prije 10 godina. Con la stessa condizione, U istim uvjetima. Ne? perché è importante, perché adesso se riesce a tradurlo, erano 90 kg di alveare, però io avevo solo 250 alveari con una persona che mi aiutava Sì, ho part-time, capito, no? avevo spiegato prima. Perché è una se io ne avessi avuti di più avrei gestito la sciamatura con il salasso, non so se mi spiego. Cioè io faccio una gestione che tengo gli alveari molto grandi, molto forti, rompo le celle e poi faccio una sciamatura artificiale, cambio le regine, non so se mi spiego. Però ci vuole molte ore di lavoro, non posso tenere molti alveari, capisci? Da ne može imati puno toliko za proizvodnju meda zato što ima puno posla oko izmjena matica, svega ostaloga i za matice i oplodnju i dakle nabraja sve što mu treba. A da treba vršiti u isto vrijeme izmjenu svojih matica, svake godine mijenja matica. Ogni anno ti cambia regina, vero? Uno sì, uno no. 2 anni mi fa la Dipende come lavora. Per esempio, Neke već nakon godinu dana zavisi koliko su mu produktivne. Zavisi koliko su mu produktivne. Neke za godinu, neke za 2. Tako, to je rekao. un esempio pratico, no? Nel 2017 io ho fatto 18 kg di acacia con 250 alveari. Il mio vicino, che ne ha 1000 e sono in 2 e le gestiscono meno intensive, ne ha fatti 7 kg. On je prije 18 godina napravio recimo blizu jedan drugi koji je bio do njega, on je radio 19 kila po zajednici, a ovo je napravio, jedva je stigao napraviti 9 kila. Govori zbog toga oko izmjene matica i svega ovoga spuka, svega zajedno, ne? Koliko je to. Dakle, ovo je u pola radio manje meda nego što je ovo napravio. Ok. Fammi pensare un'altra cosa. Andiamo di là che è più largo. Questa è la camera calda per sciogliere il miele, ok? Termostato, stufa, sciogliere il miele,
Questa vabbè, la camera calda per sciogliere il miele nei secchi, una cosa molto semplice, fatta artigianale. Il miele è tutto venduto, mi è rimasto solo questo tiglio, ve lo faccio vedere. Questo è già venduto, lo vengono a prendere, è l'ultimo miele che è stato venduto. Questo è tiglio, è stato venduto 6 euro al chilo, perché è un mio cliente che me ne compra sempre tanto, ok? Ovo je sad što je spremio. On ima tu dekristalizator veliki. Na komora dekristalizator. On dolazi vjerojatno sa uzuče unutra i cijelu plaću odjednom dekristalizira. Grije. Evo, grije. Koliko vremena treba za tu baču? Quanto tempo per uno così? Quanto tempo passano per farla? E koja temperatura? 2 giorni. Ah? 2 giorni. 2 dana. 2 giorni. Quanti gradi? 50. Cosa ne tante? La casetta è un problema di partenza. E questo qui adesso non ho neanche la captura, potete vedere, e viene venduto così. Quest'anno il tiglio è bellissimo, guarda che bello che è. Lipa. Lipa, c'è lipa. Beh, quest'anno è venuto molto bello il tiglio. Vabbè, così. Allora, la caccia è brutta. Questa è la mia caccia, non è bella bella. Non è una bella caccia, ormai Je rekao da purtroppo si fa così. nije mu baš lijepo. Nije čisto. Ali prodaje. Il tiglio invece è top perché nella città dove le porto ci sono 10.000 piante. Tamo gdje ide na lipu ima više od 10.000 stabala. Lipovo. Perché in Emilia Romagna c'è Piacenza, Parma, Reggio Emiliano, Modena e Bologna, c'è molto tiglio nelle città, li hanno piantati negli anni 60. Ovo mjesto što je nabrao, da ih ne nabrajam sad opet, je rekao da su puna stabala ovoga. Na periferiji kad stane, gdje se parkira, pokrije sve te zone. Adesso andiamo a vedere le regine di là. Idemo vidjeti za maticu. Darko? Ako ja imam mali. Možete li ga pitati koliko ima oko njega čelara, kakva mu je, jel sam ode na ovom području? Ne voćkinu, nego on sa tim isteruje med iz poklopaca medika. È interessante quella domanda che ha fatto. Allora, per la gestione degli alveari a miele, noi da il 1° di aprile fino a fine maggio le visitiamo una volta a settimana. Prije 1. maja, jedan tjedan, da počinje već raditi na pripremi za Io non togliamo mai covata per salassare, per indebolire, ma se la famiglia non è grossa uniamo un'altra famiglia, li vogliamo grandi. Ako zajednica nije dovoljno jaka i snažna, kovata dakle snažna, onda dodaje drugu, da pojačava ih, da budu jaki. Le regine, le famiglie possono fare le celle reali e noi le rompiamo. Ako one normalno izvuku svoje prirodne matičnjake, oni razbijaju.
zato što je spajao. Znamo kad svako spajanje uvijek može inicirati na određeni način da će izvlačiti matičnjake. Jer se naglo povećava i dolazi, to je reakcija prirodna. Se dopo 2 volte continuano, Nakon 2 puta što skida, više nema dopo non fanno. To je starta. se continuano a fare le celle reali, se le continuano a fare, faccio quella che si chiama una sciamatura artificiale. Prendo una sponda senza le api, una covata con le api, la regina vecchia, Da uzima jedan okvir od nje, stavlja no, questo non c'entra. jednu zanesenu koja je od ovoga i stavlja unutra. Faccio un piccolo nucleo e lo porto via. Radi mali con due, vero? No? Sì, con 2. Sad je, Nella famiglia lascio una sola cella reale, u familiju stavlja samo jedan matičnjak. che può essere una cella reale della famiglia o una cella reale che metto io. Sì, vabbè. Dopo una settimana rompo le celle reali di emergenza che le api fanno, Nakon 8 dana poruši ove prirodne matičnjake koje su bili. e se ci sono dei favi dove è nata la covata li tolgo e stringo. Onda izvadi ovo gdje je bilo zaneseno i spaja. Così ho delle famiglie che sono alla massima forza per raccogliere. Poi circa a metà giugno ci sarà una settimana che calano un po' le api, perché ho perso 2 settimane di covata, ma questa cosa non mi interessa molto a me, Više ga ne zanima jer sredinom 6. mjeseca da matice, ono što je bilo, nema više tu snagu, padaju dole. perché il grosso della produzione dei chili li faccio con la caccia e il tiglio, quindi a metà giugno è già tutto finito. Polovicom. Već je gotovo, sva medija Da. Pašo je gotovo, da nema prinosa. Ok. Koliko generacija matica izbaci? Quante generazioni dei regine fa all'anno? Quanto parte? Non ho capito. Koliko tura matica? Da, znate koliko... Quando vai a preparare le regine, fai 1, 2, 3, quanti U tempi sezoni, volete. all'anno? Ah, ma per la produzione delle regine? Sì, ma quella è una cosa parallela, non c'entra con le arnie a miele. Non c'entra con le arnie a miele. Le arnie a miele sono a Va poco. bene, parliamo dopo allora, ok. Parliamo dopo delle regine. Sì. Dakle, to govori što, shvatili ste, da bi dobio što više zajednica, da bi pojačao zajednice, da bi eliminirao matice, 2 puta ih ruši i tek na kraju, kad sve izvuče med, to je ono isto kao kad mi, kad su u naponu snage izvlačiš maticu i ne daš... Čovjek bez matice do kraja paše. E questa cosa Bez matići stavio nukleus maticu, a bez matići zajednicu i maticu stavio nukleus, je tako? Odvojio je zasebno i onda ove što su ostale unutra ne troše toliko meda. I on dobije toliko nema legla. To je taj način kako da, dobro to on govori sad, govori taj princip jer da su mogli preći na to, nekad je bilo puno meda, ono što je uspoređivo. I sad ga je manje. I sad kako ćeš dobiti količinu, da je unutra rekao, a opet imaš potražnju za onu količinu koju se prije imao. Koliko dana prije paše izbaci maticu? To je rekao tjedan dana prije 5. mjeseca, 1.5. 8 dana, 7-8 dana, una settimana. I nakon toga, jedan tjedan nakon ovoga poruši matičnjake i onda još jedan poruši opet. Prisilno. molto miele con la regina. se fai questa cosa che ti ho detto, che si chiama sciamatura artificiale, la famiglia madre, quella grossa, non è orfana, è una famiglia che ha una cella reale, una nuova regina, le api lo sanno, è diverso che orfana, è un'altra cosa. Questa pratica la faccio su le regine di 1 anno, più o meno metà,
50%, quelle di 2 anni più o meno l'80%. Ono što smo govorili, da kad mijenja i kako mijenja. To mijenja samo na starim maticama, a ne na E io ho una genetica che fa poche celle reali, perché poi le poche regine che non le fanno mai sono quelle che mi fanno i maschi per fecondare le... Ove druge koje više ne rade, namjerno pusta zbog trutova. Da ima dobrih trutova zbog oplodnje i svega ostaloga. Poi io per fare le regine... Adesso spiegato per maschi. Per fare le regine madri, io ho una stazione a 1000 metri, isolata. On ima jednu poziciju koju je registrirao za sebe na visini od 1000 metra gdje nema drugih pčelara ni ovoga i onda on ide gore sa svojim ljudima, sa svojim trutovima, da, oplodnja. Perché questa cosa della sciamatura artificiale, siccome qui ci sono tanti tipi di api, la faccio 1-2 generazioni, poi basta, perché sennò mi nascono api a caso, con caratteristiche casuali. On mijenja i ne dozvoljava da dođe tu jer će izgubiti one kvalitete od onih od matica svojih kojima nema selekciju. Perché nema selekciju dobro. Ako nema. Se le mie ligustiche prendono un fuco di carnica, Sì, io capisco. mi danno delle api molto aggressive. Jer šta se dešava? On mora bježati gore gdje ima oprednu stanicu iznad 1000 metra, gdje nema nikoga blizu, jer da ako mu dođe, recimo, oplodi je naš od karnike trut, postaju daleko agresivnije. Invece, se hai la madre carnica con il fuco ligustico, non è aggressiva. La genetica è una cosa complicata. Mama karnika, trut, da je ligurijski trut, nisu toliko agresivni. Znači, obratno je daleko, on je rekao, to su istražili, ne? On je predsjednik zajednice uzgajivača. Voi, il mio consiglio, voi avete le carniche, allevate le carniche. Noi abbiamo tutte le carniche. No, nel senso che l'ape commerciale incrociata apposta, libera, non è buono per tutti noi apicoltori. Io devo allevare la ligustica, voi avete la carnica, dovete fare la selezione e allevare le vostre carniche. Perché se allevate le carniche in un posto dove ci sono solo le carniche, la genetica delle tue api è tua. Da, to je tako. Tamo na poziciji gdje imamo samo karniku i to, i gdje je ona dominantna u svakom slučaju, genetski je rekao, to je isključivo karnika i da onda nije dobro ulaziti u te situacije da se više miješa. A ima li, pitak ima Buckfasta, to je zastupljeno ovdje, kako to poznati? La Buckfast non è la tua, la Buckfast è mia che te la vendo. Je njegova ako ti je proda. Perché tu non puoi riprodurre quella Buckfast. Capisco. Ti fa le figlie, ma non sono quelle che hai comprato tu. Ti ćeš dobiti čerke, ali nećeš dobiti onu izvornu buffu. F0. Spiega, è una questione Zato je to etica e di patrimonio comune. Bravo, non so se mi spiego. Ho fatto un webinar per un'associazione albanese sui trattamenti alla varroa, sì, e c'erano collegati 1000 apicoltori albanesi e qualcuno voleva comprare le ligustiche, ma io non le vendo fuori perché in Albania hanno quella loro carnica particolare ed è giusto che portino avanti quella loro carnica lì. Imali su problema, velikih problema iz Albanije, ljudi koji su dolazili tu od varoje, izgubili su jako puno pčelinjaka i tako dalje. I zatim je rekao da on im nije htio upravo to prodavati, da ide van ova ligustika. Jer da on ima karniku, jer neće dobiti ono pravo kao što si pitao za Buckfast. Okay. A pošto prodaje Buckfast? Poi volete parlare un po' di trattamenti? Adesso li parliamo dopo. Va bene, ok, andiamo così. Allora, come faccio le regine? Parliamo delle regine? Sì. Ok. Pita ga, da mi imate. Sad kad počne. Čekaj da ga pitamo na kraju. In presto. Come fai il cambiamento e qualche procento che è giusto, mi capisci? Di fecondazione giusta. Sì. Però
signor voleva sentire cosa fai, come fai, in quale tempo e così. Pertanto che lavoravano è meglio per cambiare la regina. Oppure cosa preferisco te, no? Allora, Što on preferira? facendo questa cosa della sciamatura artificiale, io non cambio le regine in estate. Non so se mi spiego. Se la regina della sciamatura artificiale, quella nuova, non si feconda, io faccio le regine, ne metto subito una io, tranquillamente. Ako vidi da nešto nije u redu, on je ne mijenja odmah. On je ne mijenja. Metto una regina. 10 anni fa, 20 anni fa, quando si faceva tanto miele, non mettevi una regina, riunivi una famiglia piccola, perché dovevi fare il miele. Ho capito. Da, prije 10-20 godina nije uopće mijenjao ih, nego je sam prirodno mu ide. Adesso il miele non si fa più e quindi la famiglia piccola è un valore, la tengo, che l'anno dopo la vendo. Da, jer sad mu je vrijednost da napravi malu zajednicu, nukleus, da može to prodati sve skupa, to mu je vrijednost. Prije je bilo više meda, da, jer meda je lakše to išlo procijeti. A sad više radi matice i nukleus. Umjetno osjemenjivanje matice. Come fai? Fai in piccolo tuo laboratorio con un altro maschio che fai te, oppure ti lasciano fuori? Inseminacija. Le regine F1 da vendere, le fecondo in campo aperto. Qui ci sono 3 postazioni. Ove diktirano upravo to osjemenjivanje, a ove druge na otvorenom terenu. Majka F0, dakle uzma ličinka. Tako je, da, od nje. Ho 40 alveari che fanno i fuchi, ma non per genetica, per avere i fuchi. Ima 40 oplodnjaka u kojima 40, u kojima ima trutove, samo za sparivanje, no radi onoga svega, nego samo da ipak ih spare, da su sigurni da će ih spariti, da ima brojnost. Poi regalo le celle reali e anche qualche regina ai miei vicini. Onda nakon toga sve kad odradi oplodnju svojih, on drugima koji ga piše, isto tako, njima uslužno da ili proda ili bilo tako. Od ovih nukleusa gdje ima trutove i tako dalje. A i poneku, vjerojatno ako mu da 3-4 ova ili mu kupi ove, pa mu da i neku masku. Ma le madri, le F0, le faccio in stazione isolata, Sì, io capisco. Ova, con i fuchi che voglio io. Matica, one su uvijek izolirane tu na tamo na tih 1000 metara gdje nema nikoga blizu. I sa onim trutovima koje on gore pušta. Quanto costa questa F0? Una regina. Allora, Si può vendere? Amatore Ligurizka. quelle appena fecondate le vendo a 50 euro. Da. Quelle di un anno, che le ho viste nell'alveare, a 250 euro. E quelle che ho fatto le figlie e ho visto come sono, non le vendo perché mi servono a me. Ove čerke od ovih što su dobre, što je prodao nakon nekog vremena, ide od 50, koje su tek mlade, koje su dokazane da izbile te, njih prodaje po 250 eura, a kćerke ne prodaje. Però in Italia abbiamo un problema, che oggi molti dicono che la soluzione all'ibridazione, al costo delle regine è compri una F0 e ti fai le regine tu. Però fare le regine è un lavoro molto, molto, molto specializzato, non è così facile. Una persona può essere un bravissimo apicoltore, fare il miele e non fare delle buone regine, è un altro lavoro. U Italiji ima puno slučajeva, kao i kod nas. Ne može svako proizvesti kvalitetne mrtve, to znamo, bez daljnjega. I rekao, u Italiji isto tako imaju te probleme, on može biti dobar proizvođač meda, nekih drugih pčelinjih proizvoda i svega zajedno,
ali loš proizvođač matica, jer ne zna raspoznat, ne zna vidjeti, nema uvjeta, ali ne zna ni prepoznat što je dobro, što nije dobro. Anche padre Adam, quello che aveva fatto le Buckfast, diceva che metà è genetica, ma metà è la mano dell'apicoltore che fa la buona regina. Ovaj otac Adam se je radio, je rekao, zapisao je i rekao je da, 50% je genetika, a 50% je umijeće mog rada i selekcioniranja i stvaranja i usađivanja i svega ostaloga. Ok. Te si umislio malo. Allora, come le facciamo le regine? Molto semplice. Facciamo il traslarvo, ok? Poi andiamo nel campo, faccio vedere, ho delle famiglie, la produzione standard delle regine, no? La famiglia divisa in due, però una accortezza, ogni ciclo io faccio allevare solo 12 celle reali, non 24, non 20, 12. On radi na, vidite to sada, svi ste shvatili, samo na 12. Jer mi dole, dobar dio nas stavlja po 12, 24. 12. Questo perché penso che sia importante che le api non accudiscano troppe celle, poche ma buone. L'incubatrice oggi non la uso, ma se la usassi la usiamo solo al 10° giorno, non so se perché le celle reali per me devono stare con le api, che le devono toccare. Le api devono toccare le celle reali. L'incubatrice al 5° giorno, a 5 giorni non mi piace. 5 dana ne voli, ne sviđamo se biti u inkubatoru. A 5 giorni non mi piace. A 10, ok. 10 dana, jer znači Znači što više da bude unutra, među pčelicama, Zatvori mačnjak, onda može ići a 10 dana prije oni Ovo je idu 10. dan, zatvara mačnjak. Non la usiamo perché le celle reali le faccio lì, i nuclei di fecondazione sono qui intorno vicino e quindi non mi interessa, cioè va bene così, non mi interessa raccogliere le celle al 10° per averle in casa il giorno dopo, ce le ho lì, le vado a prendere lì, non so se mi spiego. Usiamo il cupolino di cera, però penso che sia perché siamo romantici, non c'è, cioè, la cera è perché sono romantico, non c'è un motivo, ma anche quello di plastica va bene, ok? Non è un problema. Non je problem da može biti plastični. Plastika, ja l'ho ubacio ove vrstene čaure. Da, vidim. E dove faccio fecondare le regine? Per la stazione, se le devo tenere, porto su direttamente il nucleo con i favi di B, quei polistiroli lì, senza fuchi naturalmente. Okay? Bez trutova. Quelle da vendere vado con Apidea. Apidea. Malo Apidea. vrsta plodnjaka. Da, najmanje. Apidea fatte con le api dei melari, perché c'è l'escludio di regina, quindi no fuchi. Ok? Molto, una cosa molto semplice. Može, samo je matica i trutovi isto nema. Apidea belle grandi con una bella tazza di api. Ok? Veću količinu pčela stavio unutra. Apideu. Kako je apidea mala? Ne znam. Kako može veći stati u najmanje plodnjaka? Però le apidea le uso, Utresa. non so come dire, le uso one shot, one kill, cioè la riempo, metto la cella, porto su, poi non vado a raccogliere la regina, chiudo l'apidea e la porto a casa. La rifaccio partire da zero, hai capito? Prosi, zato što sije. Da sije, zato da. Sije čelo zbog tutova i zbog maci. I dolo stane, znači, ubacio... Perché la stazione è molto lontana, è un'ora e mezza. Per andare in montagna ci metto un'ora e mezza,
quindi preferisco arrivare su ogni 2 settimane con le apidea, con dentro le vergini, scarico di sera, vado quando c'è quasi buio, raccolgo le apidea che sono giù, metto le nuove e torno a casa, poi le regine me le raccolgo a casa. Da ide gore, isprazni, stare i stavlja nove, koje će opet, Ok, faccio così, perché è molto lontano. jer je dosta daleko i zbog toga, da ne trče svaki drugi dan gore. Le regine, Koju količinu čeme stavi? 150 grama, 200 grama, deci 2, deci 3 deci. Opidea. Quando si cambiano. non ho capito. Koliko pčele mu ide u Quanto opideu? chila? No, quante età la metti dentro? Quando si cambiano. U opidea? Per cambiarla? Quando tolgo la regina? Sì. A 2 settimane. E quanto quantità? Di apido U opidea? a una tazza, poi te la faccio vedere, è una tazza da Mezzo chilo. No, deci. Piccolo, così. 10-15 deka. Da, jedna šefarkica. Ona za jugu. Ja sam s onim punio, šta, to mi je najlakše. Imaš u prodavci, On ih stavi ne. ma ih pusti i oni funkcioniraju i onda po potrebi uzimaju. Ali on ima, to je 20 deka nema 20 deka nema. Koliko mu je stara ova maca što prodaje po 250? Koliko godinu dana? To je maca od godinu dana. Evo ga, na, gledaj ko zastavljaš. 2-3 deci. Questa piena e un pezzo di candito, di feed dietro, di candito. Il telaino con solo un pezzettino di cera, basta, al primo, ok? Molto semplice. Invece 15-20 deka. Ovo imam ja isto 120 grama. Koliko? 120 grama. Dobro, govorim, 10-15 deka. Je, a nema, to fališ od 5 grama. Je, 10-15 deka. Invece in pianura, cioè qui, le regine le fecondo dentro delle arnie che ti faccio vedere adesso, perché per me importante è lavorare col materiale standard, quindi utilizzi melari piccoli coi favi da melario DB. Čekaj, uopće ne slušam ove izvesta peče, nisam nije slušao. Dimmi ancora una volta, lo sento cosa parlavo qui. Io uso materiale standard, no? No, uzima standardni materijal i tu in questa zona, quella è pulita e così, In questa zona non uso l'Ison Mini Plus, tutte cose così, bene. uso qua i melari normali, coi telai normali. Prosijavamo sljedeći 2 puta. Ma ništa, to potraća. onda nek se maknu tamo prije. Ma se ni nego da je čovjeku bude. Praticamente uso, questi sono i melari normali, qua sono 2, ma poi diventa 1. Ok, li divido, tac, Bacimo legla, sve opadnjaka. e Sad su 2 unutra, ali kasnije ostaje samo jedan. in estate sono 500, adesso sono circa 200, 200 perché li unisco, Sì. finita stagione. Ono što smo rekli, gdje je zlato? Sad ih je 250, inače 120 do 150 u svakom. Poslije separira, odvaja. Faccio così perché per me questa regina, le regine in inverno qui hanno un grande valore. Ove ti dico perché. po njemu, ova matica koja je sada tu i po zimi koja je tu i tako dalje, da ima veliku vrijednost. Perché adesso, a metà marzo, adesso, in questi giorni, se io vendo uno di questi su 5 telai o 6 me lo pagano 120-130 euro. Sa 5 ili 6 okvira 120-130 eura. I zato mu je bitno
Ma 5-6. Ima i širi. se io invece di venderlo il 20 marzo lo vendo il 10 aprile con uno di questi e una regina di quelli, ne vendo 2. Uzmemo macu jednu od ove dvije. Da. I pravi nukleus i prodaje. Perché io li porto in una postazione, li metto giù distanti. Jer rasformira za punio podnjaka, ostavimo na maca viška i Normalno pravi. je ostavimo viška tu i on u koristi tamo i zato je rekao da ovo mu je bitna zimi. Tako je, ima duple mace. Raccolgo le regine dei nuclei, sono 6. 3, 2 fogli cerei, una tasca di sciroppo e ho 2 nuclei. 130, 200. Quella regina per me vale 70 euro meno le spese dello sciroppo e della cera. Okay? Questo perché io sono a nord Italia. Se fossi al sud potrei fare le regine in primavera, ma io i primi traslarvi li faccio a inizio aprile. A Piacenza qui in aprile le regine Ne ide. è troppo freddo. Stvarno, to je sjeverni Italije, nije kao dole. Zato je on rekao da one što su mu ostale i što da mu vrijede više nego... Dobija punije podnjake prije vremena jer ima ovdje leglo koje želi ga staviti. Quelle famiglie delle regine rimangono senza regina 2 settimane, metto una cella e quando la regina è feconda posso fare l'acido ossalico per pulirle e mi partono con la stagione belle pulite da Varroa. Da, acid osaliko, ova kiselina je stavlja, ispire i ovo i jedna čisti ih i da mu ujedno pomažu za čišćenje od Varroa. Sì. Poi faccio anche qua, anche questi. Samo kako upotrebljava onda to? A ne znam, viš da je... Najvjerojatnije za dezinfekciju. Za dezinfekciju toga svega. Ali da, kaže da je dobro nakon što dezinfekcira to da mu... A, je, pukle tegle. Žutih kolutica. Questi qui li uso con qua, vedi? Quando li devo mettere in campo, molto semplice, questo va qua su. Za na teren da smo vrlo jednostavni ovih sa 5 stari gore i veličina farara. Vedi qui è la cera, poi faccio questi parenti qua, vedi, poi la sciolgo, la cera dopo che esce dal torchio la fondo con la sceratrice, molto semplice. Trattamenti della Varroa, degli alveari a miele, ne facciamo tanti tipi, però se c'è un po' di raccolto il trattamento per me numero 1 che pulisce le api è il blocco di covata. Za blokiranje legla da po njemu da je broj 1 za zaštitu od Varroa. A da kako to radi? Blokad. Izolatori. Šta ćete objasniti? Blocco di covata. Ono gdje je hladniji. Ma ne idemo mi peruga. Nijeku blokira macu sve misle. Lo faccio con vari tipi di blocco. Blocco di covata nella gabbietta questa dove non fa le uova, oppure blocco di covata col favo. Qual è meglio? Questo è più veloce,
Ovo je puno brže nego sa ovim. Questo però è meglio perché qui se la stagione non è buona perdo 5-10% di regine. Ako sezona nije dobra, 10-15% Qui regine perse 0, e se la devono cambiare si fanno la regina qua dentro. Tu u ovome nema gubitaka. Qui libero e poi devo passare dopo a vedere se la regina è ok. Qui libero e se la regina è ok, è ok. Da. Kad gleda nakon 7-8 dana dođe i vidi da li je matica unutra, znači da je ok, štima, ali na taj način on je napravio samo lego tu, ovo drugo je blokirao i smanjio gli varova automatizmom. Poi qui tiro via un favo con la covata, quindi se l'acido salico è efficace al 90%, qui è 90% su tutta la varroa e ne rimane. Qui è 90% su poca varroa, perché tanta l'ho tolta io. Ova manja je rekao da skoro 90% da blokira, smanjuje varovu, a ova negdje za 50%. 90. Ili 90%. Koliko? Quella è 90%, no? No, quella è 90%. L'efficacia del bioxal e dell'acido salico è il 90%, però capisci che qui c'è tutta la varroa dentro, invece qua ne tiri via un bel po' tutto. Perché io tiro via la covato percolata, tanta varroa è dentro, quindi la tiro via meccanicamente. Cosa fai dopo con quelle lame? Li butto. Sì, ho provato a fare i nuclei, metà volte vengono belli, metà volte vengono male, via. Perché altrimenti è un coin flip, 50% un coin flip. Un anno ok, un anno allora il lavoro costa, butto tutto fuoco, fire e via, vaffanculo e basta. Koliko periodu to radi, koliko brzo vrati čelo. In quale tempo questo evento? Per pulire nella gabbia da inizio luglio a metà, dal 1 luglio al 20 luglio. Prvo do 27. za mali kavez. Puoi andare anche avanti, ma più vai avanti più puoi avere problemi. Ora, per i trattamenti importante usiamo l'apibioxal col glicerolo che è già fatto, è molto costoso, ma la regione Emilia Romagna ci rimborsa il trattamento e io costa 100 euro, 5 litri, li pago 25 euro. Perché è meglio l'apibioxal col glicerolo? C'è un motivo. In estate l'apibioxal col glicerolo, abbiamo fatto le prove, funziona meglio di quello con lo zucchero. In inverno è uguale, però comunque le api, quello con glicerolo non lo mangiano, quello con lo zucchero sì. Ovo je sa ovim glicerolom, što bi vam rekao, ne žele ga jest, a sa šećerom, kad dodaje sa šećerom, onda ga hoće jesti. I Tu je oksano. Quest'anno ho fatto anche una prova con il Formic Pro. Col Formic Pro. Però per me no, perché questo dopo devi mettere Apival, non basta. Adesso la prova l'ho fatta bene con un veterinario, cioè una prova seria, non è una prova del cazzo.
però non mi piace. Da noi mettiamo, troviamo anche qualche tempo quello, però anche con cosa i nostri veterinari dicono per attivare la Apivar. Sì, ma allora non ha senso, perché io uso tanto Apivar, che in estate i nuclei quelli di fecondazione, come li tratto? Le ultime 2 regine che raccolgo, raccolgo la regina, faccio un gocciolato, metto la cella, dopo 2 settimane faccio un altro gocciolato e lascio la regina lì e metto l'Apivar, hai capito? Faccio così. 2 puta tretiro, ali izvadim Sapi vago, šta bi rekao? I onda 2 puta to napravi i onda natrag vrati maticu unutra. Aha, u tretmanu nema matice. Da ne maticu zezati. Però, Jer to pogotovo je matice koje su mi kvalitetne. però la realtà è che 10-15 anni fa mettevo le strisce, guardavo il cassetto e cadeva la varroa con l'Apivar. Oggi metti l'Apivar, tiri il cassetto, varroa. Quando. Quindi bisogna cercare di fare i trattamenti diversi. Se c'è raccolto, il blocco di covata per me. Po njemu ovo je sve dobro, ali uvijek treba ići na kombinaciju svega toga, ali od svega toga po njemu najbolje ovo što je rekao prvo, da blokirati maticu. Kakav je izolator bez okvira, kako se ponaša? Imaju mali Per izolara, per bloccare senza... Pa to je rekao na početku. ne onaj, nego veliki, ali bez okvira. Kako će biti veliki? Kako će biti veliki bez okvira? Za širinu okvira je isti je koji ovaj, samo je uski, nije širok. Ne može okvir u njemu. A šta će biti blokirano? Pa matica će biti unutra. A šta će matica po velikom praznom šetač? Onda može biti mali. Nema šta je, di si vidio taj? O le Ucraine, questo. To, šta je taj? Questa è l'Ucraina. I ovaj drugi. Questa. Ho fatto le prove per l'ingabbio in inverno con questo. Per l'inverno. Na proljeće, je cosa come? Va bene. Na proljeće je probao sa ovima i da je ok. L'unico problema è che con questa, anche in estate, è ok. Poi per liberarla togli qui e lo metti oltre diaframma. Tranquillo. Poi la regina esce con calma. E va bene. Quella ucraina va bene, però è sottile, vedi? Quindi le api gonfiano i favi col miele laterali. Sì, io capisco. Da je previše stisnuta. Qua non gonfiano, perché è grande come un telaio. U ovim izolatorima se čuva matica. Kroz ove rešetke, ovo je maticna rešetka, obično tu pčele hrane. Matica ovdje nema sača. Ona samo obitava u ovom dijelu. Koliko dana dok se ne izvale svi zatvoreni. Svo zatvoreno leglo dok ne izađe van. Tada se matica skloni, tretira se sa nekim sredstvom koje učinkovito uništava varroa. Pa da, bez okvira. 1 ili 2 puta. Zato rekao da je on maknuo. Tako je, ovo je najlakši način za maknuti maticu, da to izvadiš van i onda ideš tretman. Ali onda treći leglo ili kad je tako je uništi i gotovo, pretopi ga jedan okvir, ne šti. Ovi žuti izolatori za jedan okvir, ono kad sam shvatio drži 7 dana, 8 dana, što je kratko. To je kratko vrijeme i zato je spomenuo 50% učinkovito. 98% je učinkovito ukoliko se drži taj jedan okvir izađe van, stavi se drugi 17 dana. 16-17 dana, zašto? Ne treba cijeli ciklus od 21 dan biti unutri. Samo dok se poklopi leglo. Tako je, dok se poklopi leglo, prvi okvir ide van, stavlja se drugi. Kad zalegne drugi okvir... 9. dan, gotovo. Tako je. Kod nas s tim okvirima rade nukleose na izoliranom dijelu, bez matice. Kad izađu sve pčele van, onda se i ti nukleosi tretiraju i što ostane. Ovo je najučinkovitije. Tanto lavoro, ma per togliere la varroa. Je rekao puno više posla, ali rekao, to je istina,
puno više posla, jer moraš vadi okvire, stavlja drugi, odvajat matice, sve zajedno, ali je rekao, u svakom slučaju je daleko veća efikasnost. Quando fai il gocciolato, se fai così, varroa, posta che ne hai già tolta tanta, quindi va bene, più lavoro, ma va bene, una cosa molto buona. Kaže da, ali on za toliko zajednice koliko ima, je rekao, ne stigne on to raditi, on odradi odjedno, što odradi, on tretira još na druge načine, zato je rekao, sve kombinacije Kombinira da... jer nema vremena to posla, velika količina ne mora stići. Ovo je za otprilike ti žuti izdavatori za nekih 200 zajednica može se odraditi bez problema. A preko 200 teško. Come dice lui, lo faccio evo kao što je rekao, quando ingabbio con questi. Qui, Da, sve su izolatori. dopo una settimana, faccio il change come dice lui. Perché qui, altrimenti, dopo 3 settimane, qui in 2 giorni la regina riempie tutto. Za 2 dana da ona zanese sve i nakon 8 dana, ovo što si ti rekao, ja to radim i ali to mi je previše posla. Vedi? Faccio proprio così. Questo è buono anche se uno volesse fare l'asportazione di covata, perché vedi che fa da diaframma, guarda, si allarga e vedi qui va giù, quindi serve per dividere in 2. Da može podijeljeno pravi za 2. Tu dividi in 2, non guardi regina dov'è, dopo 3 settimane vai a vedere, lì c'è regina con la covata, prendi la regina, la metti dalla parte senza covata, fai gocciolato, i favi di covate api li togli, li porti via, mlade što se zašle ih uzme i nosi dalje i radi nukleus, metti la cella e fai un nucleo. Io non faccio solo un tipo di trattamento, in una stagione cerco di fare un po' tutti i trattamenti, non so se mi spiego. Però per fare questa cosa devi portare le api dove c'è un bel raccolto, dove stanno bene, perché se fai questa cosa e non c'è raccolto le api vanno in down, ok? Ako nije izdvojena, jer kaže da je bolja ta varijanta, on radi i ujedno dobije još jednu maticu. I onda samo stvara i uzima višak ovoga što se sve izleglo prije i stvara odmah automatski nukleus, jer on vodi račun o tome, dobije na medu i dobije na... Mesu. Reprodukcija. Da, meso radi. Da. Ej, Claudio. Sì, lo chiamate sì, perché penso se vediamo Ora, scusi. vai. L'inverno al sud e al centro Italia ormai sono obbligati a fare l'ingabbio della regina in inverno. Po zimi in inverno jug i centar Italije rade imaju gubitke. Le mie ligustiche fanno un blocco di covata invece qui, però rispetto a anni fa è più corto. Njegove ligustike koje on tu radi, one nesu, patakovata, dakle nesu i kasnije, samo radi jedan period bez ovoga, quando? Metà novembre. Do polovice 11. mjeseca. Ligustiche ono non stop nosi. Perché u odnosu na ove dole koje imaju gubitke i sve i uopće ne nesu. Perché vedono che ci sono più ore di buio. Non è tanto il freddo che le fa andare in blocco, è il calo del fotoperiodo, l'aumento delle ore di buio. Poi riprendono a fare le uova un po', magari. Da i kasnije još može napraviti kao jaja, ali uglavnom završava. Un problema che ho visto è che chi non compra le regine e ha regine casuali non le compra, le fa in casa, in regioni come il Piemonte dove c'è
ligustica, baffa, scarnica, mellifera, primoschi, monticola, sariensis, le api non vanno più in blocco. E allora io penso, se prendo una Buckfast con la sariensis comprata, l'hanno fatta con un incrocio e mi va in blocco, ma quando si riproduce a caso il DNA di un'ape come la monticola, che è un'ape dell'equatore, 12 ore di luce, 12 ore di buio, riesce ad andare in blocco in inverno qui? Non ha nella DNA, nella memoria, che c'è poca luce a inverno. Nije definirana putem DA, jer zato toliko toga je izmiješano i sad je uspoređivo što se dešava dole po zimi, što se dešava tu, do kada ove nesu i onda kad se sve to miješa i sad imaš jednu koja ti radi na taj način, ova druga ti radi na drugi način. Zato on i predlaže da se ide samo sa čistim... Nije prava selekcija. Quindi, ancora l'invito, lavorate con la vostra carne. A casa vostra, è importante. I predlaže ovo što je rekao, ono što zna i tako dalje, da radimo sami sa svojom čistom karnom. Da ne radimo gluposti kao što rekao, kao neko tamo moj pita, on bi kupio tu ligurijsku pa bi miješao. In inverno, io a novembre faccio un acido salico gocciolato, U proljeće acido salico, to je A che procento? Allora, no, la ricetta storica a Piacenza era 80 grammi di ossalico, 1 chilo di zucchero, 1 litro d'acqua. Litro vode, kilogram šećera i... Da. E sono 5 ml, 8 gramma. 5 ml ogni favo grande, coperto di api. Però adesso uso quello lì, già fatto. Ok? Questo è preparato? Lo uso, sì, lo uso già, uso quello già fatto. 8 grammi o 80 grammi di... 80 grammi. 80 grammi, ne 80 grammi, zato gledam. Poi a Natale do per sicurezza un colpo di ossalico sublimato. Sublimirato. Sì. Ok? Questo perché quando faccio il gocciolato, se ci sono 40 alveari, ne guardo 10, vado a campione, non li guardo tutti. Allora magari qualcuno ha ancora un pochino di covato. Najbolje što je da ih sačuva za one koje zna, koje su kvalitetnije i nukleusi i tako dalje, to ne tretira se, nego ono što zna da mu je kvalitetnije i bolje. Na kojoj temperaturi digne? 180 gradi. Alla quanti gradi? 180. Set point 200. Set point 200, quello lavora na 180, a može po 10 na 200. E quello lavora 165-185 il range. Quando metti va giù, poi va giù. Sì, lo capisco. Znači 180 do 200. E do 3 grammi. I 3 gramma stavlja na... Ma non è importante, 3 grammi nell'alveare grosso, nel nucleo, in questo, tanto quello che in più esce, no problemi, ok? Una cosa importante sul feed, sul mangiare, sul candito, io cerco di dare, se le api sono leggere, molto cibo a settembre, ottobre, per farle belle pesanti, poi stop e riprendo a dar da mangiare dopo gennaio. Da, on im daje do 9-10 mjeseca i onda prestaje, da ne bi bile previše napravile potkožnog tog kije svega skupa i onda nastavlja u siječnju. Ma c'è un motivo, Il candito, questo, è zucchero, saccarosio. Le api per digerirlo devono scinderlo con l'invertasi in fruttosio e glucosio. Certo. Se le api volano e raccolgono polline, producono l'invertasi con le proteine del polline. Da one sa peludom uzimaju invertazu iz peluda i svega skupa, prerađuju. Se non c'è polline, kaže da je bolje nego cijelo vrijeme samo na šećeru na ovo. Se non c'è polline, le api usano le proteine del corpo
e quindi si vanno a usurare, logorare, diventano vecchie prima. Mršave i oslabljive, da, one uzimaju od sebe umjesto od pevera. Poi a Natale, se c'è un alveare che sta morendo di fame, gli dai da mangiare, non lo fai morire. Però guarda, noi siamo dove abitiamo, tutti noi siamo vicini. c'è sempre polline. Tutto l'anno, anche in novembre e dicembre, qualche momentino. C'è polline. Ma vanno in blocco? Tanto, vanno un po' in blocco da voi? O fanno fatica il blocco in inverno? Fatica, se qualche 15 giorni. 15 giorni, ma loro non ingabbiare. Vi faccio vedere una regina. Dai. Sì, andiamo, dai. Ve la vado a prendere. Ok. Cosa stiamo facendo? Come quando ti metti i nani, ti hai problemi Da insetti che mangiano insetti. Come ti tratta che non arrivano per mangiare Beh, allora, prima regola, numero 1, usare l'escludi regina. Escludi regina, io qua al nord, nei melari non ho problema. Tu da nema je puno problema rješavati. C'è il problema al nord dove fanno molto castagno. Il problema gdje više na sjever gdje je puno kestena. E lavorano a nido stretto, cioè solo le covate, 5 favi solo covata. Allora le api non sanno dove mettere il polline e lo mettono in alto nei melari, anche se hai l'escludi regina. Hai capito? E poi hai un problema d'inverno perché nei melari c'è stato il polline e ci va la camera. Ma io lavoro largo su 8 favi, le api mettono il polline giù, no su. Darko pita ga šta je sa kornjašom etinom tundra? Ne znam se zove talijanski za kornjaš. Kornjaš etina? Nema ovdje. Ne, tako je stanje dole je bilo južni dio dole, ispod Rima. Ispod Rima. No, troppi leda, basta, se già la varrò, no, dai, basta. Non sono le carniche austriache, to nisu queste karnike. pungono, Occhio, è stato un po'... Te će krenut. Fungono, Sono pericolose, sì. Vediamo. Questo proprio fa schifo, proprio brutto. Questo è proprio brutto. Proprio brutto. Di solito c'è dentro doppio delle api qua, Questo è un po' bruttino. Questo è quello che ho qui e quando porto a casa il miele ci sono le api sulla finestra, le raccolgo con l'aspirapolvere e le butto qui dentro. Hai capito? Kad nosi doma med, onda mu se zaustave na čele na okvirima od prozora. Onda ih ubaci u rijeku. Da, zašto radi? Ima Leglović, lijepo unutra drži, žive oporište. Znači u 4 dobra kila. 4 dobra regla. Dole, no? Znači È molto piccola questa famiglia, L'ho vista. ma per avere una regina, per fare i nuclei va bene. E qui è ancora presto, Ova zajednica da je mala, ali matica koja je unutra će biti odlična za napraviti jedan dobar nuklej. i će iskoristiti. Ima dosta više. Da, ima, da. Ali slabo legla. Da, ima dosta ima. Eccola qui. Eccola. Nije označeno. Nije označeno. Questo è un F1 della madre, di una delle madri che uso, la G. A sì? Però vedi è ancora un po' piccolina, adesso deve crescere. Perché hanno ripreso a covare da non tanto.
Ha ripreso da 3 settimane. 3 settimane, sì. Sì, perché non vedi che non c'è covata vecchia che sta nascendo? È la prima. Vedi che c'è poco polline, qui è ancora indietro la stagione, non è partito, non c'è di polline. No. Non c'è di polline. Da, ali nema pole, tele drobčega nema. Questa è piccolina, però I ona je malo. se io la lascio stare va bene per fare quello che devo fare io, cioè arrivare ad avere una regina. Se non la tolgo, io qua lo lascio doppio nido, sono tranquillo fino al 10 aprile. Quando sono al 10-15 aprile qua è diventato tutto pieno e questo lo posso dividere in 3 e ci faccio 3 nuclei di fecondazione, capito? Se ci lascio la regina fino ad aprile. Grazie. Facciamo una passeggiata nel campo? Sì. Andiamo a vedere qua dietro dove faccio le regine. Picchio ho un problema col tasso. Il tasso, presente qual è? Ho una postazione dove devo dare solo il tasso arriva, lo prende, va sulla cacca, se lo porta negli armadi. Ma una volta ne ho proprio 40 panetti di cartino. 40! Sono arrivato con 40 nuclei, non c'era più sul cartino. Praticamente qui sono un po' di armi a fuoco e qualcuna che ha le madri e le regine le facciamo in estate in verticale, cioè escludi regina, la regina sotto e sopra l'allevamento delle celle, ok? Qui c'è il sole ma il pomeriggio c'è l'ombra perché il sole di là è importante. Come? È così va? Sì, va così. Il pomeriggio c'è l'ombra. Tu stavlja da bolje funkcioniraju. Altrimenti le facciamo in orizzontale. Le facciamo in orizzontale. Adesso qui c'è il doppio nido, no? Ma qui è vuoto. Qui è vuoto e c'è in mezzo l'escludi regina, vedi? Quindi poi la regina rimane da una parte e l'allevamento delle celle è nella parte senza regina, nella parte orfana. Poi ogni 8-10 giorni faccio la rimonta, prendo 2 favi di opercolata di qui e li metto di qui. Metto di qua solo l'opercolata. Alcuni dicono di mettere la covata fresca, perché le nutrici vanno dove c'è la covata fresca, ma per me non è importante. Anzi, ho fatto degli esperimenti a non fare mai la rimonta e a tenere di qui solo il miele e le api le celle le allevano lo stesso, perché poi le api vanno dove ci sono le celle. Una cosa importante è che l'escludi regina serve perché sennò la regina va a rompere le celle. Le api le celle le allevano perché sono macchine grigie e adesso questa inizio aprile la smonto e le metto di là e faccio l'allevamento delle celle, ok? Od ove tornje, gdje su bile zajedno išle kroz ovo, od ove će prebaciti u prvo. Guardo se c'ho una madre da guardare. Da. Ona je bloccata tutta. To je ona che ho prato. Slabo je vjerojatno bila pa su dali. To nije problem.
Jedna spojena, ali je zvojena. Kriza je zvojena. U primjetu. Ne ono malo, ima gubitak Non trovo più, sono perso da mano. Dobro, da, ima ispod ruku. Nema dovoljno mjesta, onda napravi gore. Ja na ovo gore lipim dva centa. Devo guardarne una, me la sono presa. Ovo je staro. Samo izdržaš. A možda je ovo isto da. Jedino možda kod nas mogu ići. Vediamo. Kune je ovo. Ja ne znam da tu ima kune. Kod nas je odišlo. No, qua meglio lasciarla stare questa. Meglio lasciarla stare. Ah, vedi, questi qua sono gli alveari a fuco, quelli là, in inverno con sul melario, perché gli alveari a fuco ci lascio sempre sul melario da covare, perché comunque i fuchi vengono meglio se hanno sempre sopra il miele. Tamo su sve trutovi ono gdje. Devono avere da mangiare i fuchi sopra, sempre il miele. E quelli sono al sole, se no negli altri posti qui intorno i fuchi sono sempre sotto gli alberi, perché d'estate fa molto caldo qui e a luglio-agosto le famiglie fanno fatica a allevare i fuchi se sono molto al caldo, no? Allora devo far così per forza. Adesso volevo vedere una regina ma non so quale guardare. Ništa ne košta, kod nas nema. Imaš tu na sajmu, da. Imaš? Da, ovdje, šta će ti prodavati? Pa tu ih imaš, da. Tu ih imaš. 20 euro, znači nije. 20 euro. Ma ima jedna, to je... Opet ovi stiropor. Puno je. Dovoljno. Meda čovječe iznenađujuće meda. I ovaj puno čega. Cominciano adesso un po' di polline. No, adesso questo un po' di polline lo sta portando dentro. Queste tre erano in un apiario di valutazione e sono tre regine vecchie che sono figlie di una regina da stazione e queste non hanno mai fatto le celle reali, mai, anche se sono delle regine vecchie, sono gialle, quindi non hanno mai fatto le celle reali. Loro le ho portate a casa quest'estate, le ho messe dentro un nucleo e ci faccio i traslarvi per fare i fuchi. To nikad ne nosim na med i tako dalje, nego samo stavlja za svoju genetiku da
i od njih, kad ih već polako su istrošene, onda od njih radi trutove. Perché in Italia è molto importante una cosa, che le regine non sciamano. Poi se sono un po' aggressive, pungono, quello che volete, l'importante è che le regine non sciamano. L'apicoltore italiano... Nisam gledao, leglo je zdravo i ravno, lipo, ali je čela koju mi nemamo tamo. Ne, nije. E queste ci facciamo fare i fuchi. Ovo će koristiti za napraviti. A ovo je vrhunski ribolov. A to je toplo. Ono ovdje bude zatopčeno. Ima gaći u ranu, ima hrnu ranu. Da, ima sve. Šta se ima sunčeku, potrošiću, ima 7 mjeseci baš. Imaš doći. Imamo 20 dana baš. Evo, matica. Ecco la regina gialla. Vedi? Queste sono state valutate e non hanno mai fatto le celle reali. E famiglie molto grandi che arrivavano a delle belle popolazioni. Quindi per me è molto importante che non ha mai fatto celle reali. I trattamenti sono sempre andati bene, cioè sempre fatti trattamenti standard per la varroa. Sì, lo capisco. Ed è comunque una regina di valore per fare i maschi. Adesso ci faccio un 15-20 figlie e le metto qua intorno per farmi i maschi. Vedi, non sono quelle bionde Cordovan, Vedi che non sono Cordovan. Questa qui è la linea che uso io, la mia genetica, quella originaria. Poi scambio il materiale anche con degli amici. Quest'anno in stazione, isolata, a fare i fuchi, ho delle regine che aveva fatto incrociare un mio amico. Tu ti fermi a mangiare con noi? Guarda. Sai che te mi ricordi? Mi ricordi Bastianic? Gio Bastianic, è presente? Sì. Lo chef? Non so se è famoso in Croazia. Gio Bastianic, è abbastanza famoso in Italia. Sì, è un... Lidija Bastianic. Forse la mamma. In America. In America? Stati Uniti. Tu assomigli al figlio. No, è vero, me lo ricordo. In Italia è molto famoso lui perché ha fatto il Lidija giudice. Bastianic è nata in Istria. In Istria, sì. Una volta Istria era una parte d'Italia. E praticamente questo Gio Bastianic qua è molto famoso perché ha fatto il giudice per Masterchef Italia. Allora in Italia è molto famoso, fa anche la pubblicità per il McDonald's. Non no, lo dico a ridere perché adesso sto cercando di fare un po' di incroci con le api quelle più docili, no? Perché rompono tutti i coglioni, vogliono tutte le api che non pungono. A questo punto direi che possiamo andare a mangiare.